Onorevole Alberto Stefano, lei è segretario regionale della Lega Nord in Veneto. Il suo arrivo qui, che messaggio vuole lanciare ai giovani della Lega Veneto? Beh, innanzitutto un messaggio all'esterno, perché questo è un partito fatto di amministratori, di giovani amministratori che sanno difendere la posizione del partito nelle istituzioni, ed è proprio il modello di partito che noi vogliamo costruire, quindi quello di militanti, perché non bisogna mai dimenticare la militanza, ma anche il ruolo all'interno delle amministrazioni. Tutto quello che vedete fino a qualche anno fa sembrava impossibile. Oggi questo partito conta più di 100 amministratori giovani solo in Veneto, tantissimi sindaci, tra i sindaci più giovani ci sono sempre i sindaci della Lega, tra gli assessori più giovani ci sono sempre gli assessori della Lega, e quindi siamo orgogliosi di questo movimento, siamo orgogliosi della forza che questo esprime, anche perché quello che conta poi è saper fare. È inutile votare un partito perché va di moda, è utile invece votare un partito se questo partito è fatto di ragazzi in gamba e che nelle istituzioni sanno portare a casa i risultati. Lei ha detto che vuole portare il Veneto ad essere, la Lega a diventare nel Veneto di nuovo il primo partito. Qual è la strada da tracciare? Beh, la strada la vedete qua attorno a me, è fatta di tanti giovani, di tante persone che hanno voglia di fare, che hanno voglia di lavorare per il partito e mai contro il partito, e che soprattutto sapranno esprimere delle potenzialità che servono ad alcune sezioni, ad alcune realtà territoriali. C'è tanta strada davanti, credo che quello che vedete oggi qui non lo vedete negli altri partiti, e questa è la forza della Lega, la forza che nasce dal basso, dal territorio, dalle comunità, da ragazzi che trovano nel legame della comunità, con la loro comunità, il motivo per cui fanno politica. Io da segretario regionale, dopo 5 anni da sindaco, mi candido consigliere comunale nel mio comune. Questo perché ritengo fondamentale che la mia comunità venga sempre rappresentata, e ritengo fondamentale che anche se arrivi ad avere ruoli nazionali, la tua comunità venga sempre prima di tutto il resto. Questo significa essere leghisti. Grazie.